Io non farò il passeggero a bordo, non farò il passeggero a bordo. A bordo di una nave io devo avere delle responsabilità, non farò il parlamentare passeggero. Non sarebbe stato comunque un parlamentare passeggero qualsiasi il senatore Gregorio De Falco, diventato famoso a livello nazionale per la concitata telefonata con la quale ordinò al comandante della Costa Concordia, Francesco Schettino, di ritornare sulla nave nei drammatici momenti del suo naufragio. Espulso dai 5 Stelle per non aver votato la fiducia al governo sul decreto sicurezza, De Falco sale a bordo della Mare Ionio, la nave dei veneziani Beppe Cacci e Luca Casarini, della ONG italiana Mediterranea, per la quale la Procura di Agrigento ha disposto il dissequestro scattato dopo lo sbarco nel porto di Lampedusa di 49 migranti soccorsi nel Mediterraneo. Una vicenda per la quale risulta indagato anche l'ex disobbediente veneziano Casarini, che però non ha intenzione di fermarsi. Il tema per noi non si pone, la Libia non è un porto sicuro, non andremo mai in Libia a riportare le persone e non obbediremo mai a chi ci intima di violare le convenzioni internazionali, la Convenzione sui diritti umani, a chi ci intima di compiere reati gravissimi. Matteo Salvini ha definito la Mare Ionio la nave dei centri sociali e proprio una direttiva firmata dal ministro degli Interni definisce illegali e una minaccia per la sicurezza pubblica quelle navi che soccorrono migranti in zona SAR non italiana e non sotto il coordinamento del Centro di Ricerca e Soccorso di Roma, puntando poi autonomamente verso l'Italia. Casarini ribatte che in Italia non ci sono porti chiusi. Per chiudere un porto c'è bisogno di un decreto firmato dal ministro delle infrastrutture Toninelli e approvato dal Consiglio dei Ministri. Non c'è nessun porto chiuso in Italia, c'è un tentativo di polizia esercitato con appunto mezzi di polizia di bloccare un diritto e noi su questo abbiamo già presentato un esposto contro il governo. Noi crediamo e abbiamo fiducia che prima o poi la magistratura farà luce su chi sta compiendo questi illegittimi ordini, sta dando questi illegittimi ordini.